Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Signor Englaro, cos'è per lei la vita? Vita e libertà di vivere, non condanna a vivere. Questa era la posizione univoca che noi avevamo in famiglia e ci eravamo espressi più volte. A coloro i quali sostengono che la vita va vissuta in qualsiasi condizione, che cosa si sente di dire? Semplicemente la vita è quella che per la mia coscienza può avere ancora un senso, non certo quello che può avere un senso per coscienze altrui. A quasi 2 anni dalla morte di Eluana, le sembra che nell'opinione pubblica vada maturando una maggiore consapevolezza sul testamento biologico, sul diritto della persona ad esprimere anticipatamente la propria volontà rispetto alle cure mediche in caso di incapacità? Guardi, il clima culturale è cambiato, veramente l'opinione pubblica vuole essere informata e vuole assumersi le sue responsabilità. Non c'è alcun motivo per non credere che le cose stanno andando veramente solamente in questa direzione. Lei ha dovuto lottare per oltre 17 anni per vedere affermato un diritto e una libertà sanciti dalla nostra Costituzione. Questo è stato sorprendente perché già dal lontano gennaio del 92 io facevo presente che dal momento che è capace di intendere e di volere ho questo diritto, per il fatto che poi improvvisamente non mi trovi più nella condizione non più capace di intendere e di volere, non perdo questo diritto. Quindi è stata da subito una rivendicazione di questo diritto e di questa libertà fondamentale perfettamente allineata con la Costituzione attraverso gli articoli 2, 3, 13 e 32 della nostra Costituzione. Alla luce della sua esperienza, quanto il nostro è uno Stato di diritto? Guardi, questa sentenza stabilisce questi principi di diritto molto chiari e devo ripetere in questo caso, perfettamente allineati con la Costituzione. Quindi se ben interpretata la nostra Costituzione mette in condizioni l'individuo in qualsiasi situazione che i suoi diritti e le sue libertà fondamentali non gli vengano negati. Nel suo caso però sono intervenuti proprio tutti. Sì, a ostacolare una sentenza del massimo organo giurisdizionale. Questo veramente è stato non da paese civile. Grazie.